Se uno di questi enti va a contrarre un mutuo, lo pagherà più caro. Venezia e il Veneto sono in buona compagnia con regioni come Lombardia, Toscana e Umbria e città come Firenze e Torino, ma in questo caso mal comune non fa certo mezzo gaudio. Bocciatura internazionale, l'agenzia di rating Moody's declassa a livello A3 Palazzo Balbi e Cafarsetti. È l'effetto dell'abbassamento del giudizio relativo a numerose amministrazioni locali dei vari paesi d'Europa. Primi fra tutti quelli ai quali aveva ridotto il voto 3 giorni fa, tra questi l'Italia che oggi trascina con sé regioni e comuni. Loro devono dare dei segnali, dare una pagella agli investitori. Conseguenza sulla carta, perdita di credibilità sul credito e indice di bassa capacità di fare fronte ai debiti. Evidentemente queste società di rating traggono alcune conseguenze, l'economia va male, calano i consumi, calano, mi spiego, anche gli occupati, quindi cala anche il gettito fiscale. Il problema riguarda soprattutto i mutui, con maggiori costi nell'ottenimento dei prestiti. Se il rating è buono te lo prestano a un tasso basso, se il rating non è buono te lo prestano a un tasso più alto, questa è la conseguenza. Quanto può incidere tutto questo a cascata sui bilanci di regione e comune? Si rischia l'effetto domino sugli investimenti? È presto per dirlo. Ce lo aspettavamo, commenta il vice sindaco di Venezia Sandro Simeonato. Sapevamo che la bocciatura del sistema Italia avrebbe agganciato anche noi, nonostante i giudizi sostanzialmente positivi sul nostro bilancio. Ora dovremo capire come muoverci con i nostri interlocutori. Ma è la stessa CGA di Mestre a gettare acqua sul fuoco. Vietato fasciarsi la testa prima che sia rotta. È calato lo spread coi Bund tedeschi, nonostante la svalutazione del titolo Italia, nonostante l'abbiano declassata. Non è successo proprio niente, speriamo che anche in questo caso sia così.